e partecipiamo al progetto Corwood come proprietari forestali per cercare di valorizzare quello che è la materia prima legnosa e quindi riposizionarla e trovare un nuovo modello per l'integrazione con la filiera ed essere utili alla realizzazione di un'economia circolare sul territorio e portare quindi il nostro prodotto ad un nuovo valore che è andato perso poi negli ultimi 50 anni. Qui a Belluno stiamo presentando un convegno per spiegare alla gente cosa stiamo facendo come Foresta Oro Veneto, come progetto Corwood nell'ambito dell'innovazione nel prodotto legno e nei semilavorati e nelle iniziative forestali per lo sfruttamento dei nostri boschi e delle nostre risorse boschive. Nel convegno dedicato al progetto Corwood abbiamo esaminato un caso studio che è quello delle segherie del Veneto, che ha evidenziato come questi impianti produttivi sono in diminuzione in numerica e per questa ragione secondo me richiedono un'attenta revisione del processo con lo sviluppo di nuovi prodotti. Non dimentichiamo mai che le segherie sono l'anello principale del sistema foresta legno e a queste aziende deve essere prestata molta attenzione sia in termini di innovazione sia in termini di assistenza tecnica. Durante il convegno sul progetto Corwood ho presentato i primi risultati della ricerca scientifica svolta finora, in particolare sui Work Package 2 e 3, quindi sull'importanza di avere un impianto di essiccazione e sanificazione presso una segheria partner del progetto e sul riciclaggio differenziato degli scarti di legno, con particolare attenzione agli scarti di legno incollati. Io cerco così di portare quello che è le mie competenze, le mie conoscenze e soprattutto la mia disponibilità per far crescere il consorzio. Il consorzio è un consorzio di filiera, quindi rappresenta le ditte proprietarie dei boschi, le imprese forestali e a seguire la prima lavorazione, quindi le segherie, le carpenterie e tutto il comparto dei falegnami e dei mobilifici. Chiaramente il consorzio come dinamica di filiera deve affrontare le questioni soprattutto legate al mercato, perché ovviamente il mercato del legno sia per quanto riguarda il legno grezzo, quindi i tronchi che escono dal bosco, hanno una loro dinamica soprattutto di vendita verso i mercati. In questo momento è facile capire e sapere che il legname va facilmente verso l'Austria, dove ci sono delle strutture e delle segherie molto attrezzate, cosa diversa da quello che attualmente accade nel Veneto, dove le segherie scontano purtroppo qualche difficoltà, oltre che di mercato anche proprio di carattere tecnologico strutturale, dovuto alla mancanza di possibilità di finanziamenti e di incentivi che la politica forestale istituzionale non ha garantito negli ultimi 20 anni, 30 anni. La difficoltà ovviamente non è solo per chi vende i tronchi, ma poi anche per chi deve provvedere alla segagione. Non abbiamo molte segherie in provincia di Belluno e comunque in senso generale nel Veneto. Abbiamo la problematica appunto di avere dei concorrenti sia nel territorio altoatesino che nel territorio austriaco, come dicevo, che sono assolutamente competitive e che creano ovviamente una difficoltà per tutte le nostre realtà, le nostre strutture. Via via poi ovviamente abbiamo il mondo della carpenteria, quindi con le costruzioni, molto si sta facendo per cercare di proporre al mercato le costruzioni in legno, le costruzioni appunto di case con pannelli, con l'Ixam e con prodotti di legname incollato. Chiaramente siamo sempre in una difficoltà complessiva perché tutto il comparto, tutta la filiera sconta i problemi che poc'anzi ho accennato e quindi si cerca in qualche maniera di valorizzare e promuovere quello che è il legno locale, il legno veneto, perché
oggettivamente spiace prendere atto che il legname spesso parte dal nostro Veneto, dall'altopiano di Asiago, dalla provincia di Belluno, dalla Marca Trevigiana, dalla zona delle prealpi trevigiane, per andare poi verso l'Austria e ritornare una volta tagliato, una volta sagomato, per tornare nella nostra realtà, ovviamente con anche dei prezzi che, pur essendo abbastanza concorrenziali, però tengono conto anche dei costi di trasporto. La difficoltà oggettiva che noi in questo momento abbiamo è anche quello di far capire l'importanza alle aziende di essere aggregate, di lavorare insieme, perché se si fa squadra, come spesso si dice, si riescono ad ottenere dei risultati sicuramente più interessanti in termini di promozione, in termini di valorizzazione del prodotto veneto nel caso di specie. Noi cerchiamo come consorzio di fare la nostra parte, di aiutare nella promozione, nella valorizzazione, negli studi e nella ricerca. Promuoviamo la possibilità della partecipazione delle aziende e delle ditte anche al reperimento delle risorse e dei finanziamenti che sono necessari, e quindi la nostra mission è quella di cercare di sostenere sempre e comunque le imprese, siano esse forestali, boschive, siano poi l'ultima parte della filiera, quindi falegnamerie e mobilifici. Allora, durante il convegno ho descritto il progetto Corwood, in quali attività si articola. È un progetto di ricerca e di innovazione, quindi un progetto molto importante, ambizioso, perché ha un investimento di 4,5 milioni, è cofinanziato dalla Regione del Veneto attraverso il POR-FESR 2014-2020 e all'interno del progetto Corwood partecipano 15 imprese che rappresentano la filiera del legno, in particolare del legno d'opera, 2 atenei, precisamente l'Ateneo di Padova e l'Ateneo di Verona, all'interno del quale poi vengono coinvolti 6-7 dipartimenti per competenza. Quindi un progetto molto articolato che ha come obiettivo ricercare soluzioni per il riposizionamento strategico della filiera del legno attraverso azioni che vanno da una ricerca economica delle migliori strategie per quanto riguarda appunto la possibilità che questa filiera sviluppi un maggiore valore aggiunto percepibile dal cliente finale, per arrivare a interventi di innovazione di processo con l'acquisizione di tecnologie avanzate, in particolare nella prima e la seconda trasformazione, che permettono di generare maggiore valore aggiunto, in questo caso del prodotto semilavorato, segato o del prodotto finale, e attraverso lo sviluppo di prototipi avanzati di edifici in legno assolutamente innovativi o l'utilizzo di legno in opere di ristrutturazione e riqualificazione. Quindi tanti temi rispetto ai quali il progetto intende trovare delle soluzioni da poi offrire come risultato alla rete innovativa regionale Foresta Oro Veneto.